Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora, buongiorno, benvenuti, siamo pronti per iniziare come sempre una nuova puntata di Made in Polesine. Io, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno miei cari, questa è Radio Diva ma anche Made in Polesine Web TV. Pronti anche questa settimana perché siamo veramente di fretta. Andiamo subito con i titoli, cosa dici? Vado. Allora, il primo, eccolo qua, Paniere del Delta, bella iniziativa. Poi ancora, lagune e criticità. Crociere a Chioggia. Questa è una bella novità, veramente. Poi Election Day, sorprese e conferme. Poi ancora ritorna Xaghe in piazza al Marti. Vabbè, questi i titoli di oggi di Made in Polesine. Tra poco iniziamo. Eccoci qua, siamo pronti per continuare, anzi per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Primo titolo che andiamo ad affrontare, eccolo qua, Paniere del Delta, bella iniziativa. Diciamo che cos'è questo Paniere del Delta? Innanzitutto è stata un'iniziativa, diciamo che è la seconda iniziativa di questo tipo, la prima è stata fatta a Taglio di Po presso l'azienda agricola Casen ed è stata organizzata dal sindaco, e non solo sindaco di Loreo ma anche presidente del parco, Gasparini. È stata un'iniziativa per portare a conoscenza innanzitutto tante eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, ne stiamo parlando da un bel po', abbiamo dei prodotti veramente unici, importanti, che non sono tanto pubblicizzati. Naturalmente c'era l'ostica rosa, naturalmente c'era la cozza del Delta di Scardovari che è molto conosciuta, ma anche tante altre cose, tipo i salami dell'azienda fraterna, oppure mi viene in mente il miele e tante altre cose. Che dire? E questa iniziativa è stata presentata anche a degli attori istituzionali molto importanti. C'era l'assessore Corazzari, c'era il presidente della provincia ferrarese, quindi c'era veramente tutte le persone più importanti, c'era il vicepresidente della Confindustria. Quindi fare una rete per far conoscere i nostri prodotti, visto che l'enogastronomia potrebbe essere anche giustamente un veicolo pubblicitario e promozionale per il territorio. Effettivamente quando uno viene qua da noi, se deve trovare un prodotto tipico, dove va? Cioè non esiste un posto, un sito dove puoi trovarlo. C'è qualche bottega in qualche paese, però non sono molto conosciute e quindi, esatto, sì. Quindi secondo me è stata una bella iniziativa. Vediamo, ripeto, è già la seconda volta che si presenta questo progetto. Tra l'altro è una signora di Milano che ha avuto questa idea, una signora Tina, che naturalmente ha un concetto un pochino più ampio e più aperto per quanto riguarda anche il turismo, e quindi speriamo riesca a portare queste sue idee, e giustamente Gasparini, presidente del parco e nonché sindaco, ci sta credendo. E se sono rose eccetera eccetera fioriranno, si dice sempre così, e se sono cacchi non si dice, però ecco, potrebbe essere una buona occasione. Effettivamente ho scoperto che abbiamo delle cose talmente importanti e talmente succulente che il mondo ci potrebbe invidiare. Bravi comunque, vediamo cosa seguiremo e monitoreremo tutto. Bene, bella iniziativa. Bella, sì, bene. Dai, abbiamo esaurito il nostro primo argomento, a tra poco per continuare Made in Polesine. E siamo così ritornati in diretta come sempre il sabato, ricordiamolo, tra le 11 e mezzogiorno, mentre la replica è la domenica mattina tra le 10 e le 11. E adesso il secondo titolo, lagune e criticità. Perché? Allora, sempre nell'incontro che c'è stato all'inizio settimana a Loreo, ho avuto il piacere di sentire parlare, fare una chiacchierata con Alessio Greguoldo. Alessio Greguoldo è quel ragazzo che in Sacca di Scardovari sta allevando l'ostica rosa, la perla del Delta, che è un'eccellenza. È un'eccellenza straordinaria. Io ho anche detto, guarda, che sei stato l'unico a crederci, perché quando l'azienda della francese ha proposto queste cose qua, questo sistema computerizzato per emulare le maree della Normandia, è stato l'unico che ci ha creduto, investendo un bel po' di soldi, e dopo i risultati sono venuti fuori dopo 6 anni, quindi onore al merito. Però parlando con lui appunto si è parlato della criticità delle lagune, in particolar modo, visto che lui conosce la Sacca di Scardovari. La Sacca di Scardovari, se non viene dragata
sta morendo, cioè i pesci hanno problemi con il plancton, hanno problemi di asfissia, eccetera. E quindi è stata anche un'occasione per sentire il dottor Barbin, che è il direttore del comparto ittico Chioggia, Chioggia Delta del Po, e anche lui ci ha confermato: purtroppo non si stanno facendo degli interventi in questo senso, la burocrazia è elefantiaca, prima di muoversi ci mette una vita, eccetera, eccetera. Passano anni. Fatto sta che, giustamente diceva Barbin, è un comprensorio che impiega 8.000 persone, di cui 2.500 tra Delta del Po e Rosolina, quindi per noi è un'attività importante, ne abbiamo sempre parlato, Certo, sì. della pesca, quanto importante e quanto indispensabile è per la nostra economia. Però se non si intervengono, se non si fanno interventi importanti, potrebbe veramente esserci dei problemi. Parlavo anche con Luca Guolo, sai, quel signore che è diventato famoso perché si è presentato con la lista della Mantova, ma soprattutto perché ha le draghe, soprattutto per la limousine. Per la limousine, ecco, questo. Però lui sta dragando la sacca di Goro, e diceva che effettivamente è necessario per questo. I pescatori lo stanno ringraziando, naturalmente lui dà il suo lavoro, non è che lo faccia così non è che lo faccia per filantropia, lo fa perché è il suo lavoro. Però diceva che dragando la sacca di Goro ne hanno avuto beneficio soprattutto gli allevatori. E diceva anche che purtroppo non si riesce nel Delta, per tanti lacci e lacciuoli, tanti enti che devono intervenire e tanti contrasti tra l'amministrazione pubblica e il settore consorzi o le varie cooperative. Che dire, non mangiamoci, lo diciamo poi ogni volta, ormai sono 7-8 anni facciamo questo programma, ogni volta viene fuori il discorso: guarda che la pesca non vive di solo entusiasmo, vive anche di seguire le strutture, garantire il giusto lavoro dei pescatori, eccetera, eccetera. Quindi meditiamo, gente, meditiamo, sappiate comunque che la situazione non è poi così semplice ed è abbastanza complicata. Bisogna intervenire abbastanza velocemente. Bisogna intervenire abbastanza velocemente. Senza tanti lacci lacciuoli, esatto, burocrazia, timbri, e di qua e di là, bisogna passare dall'altro ufficio, adesso devono aspettare un mese perché deve andare dall'altra parte. Le solite cose, la solita burocrazia che rovina tutto quanto. Sì, stiamo morendo di burocrazia in Italia. Ma questa è un'altra storia. Dai, ci sentiamo tra poco per Polesine. Eccoci qua, siamo rientrati e siamo pronti come sempre per continuare anche questa settimana la puntata di Made in Polesine. Parliamo adesso di questa novità molto importante, insomma, le crociere a Chioggia, visto che non si può più arrivare in quel di Venezia. Allora, ancora si può arrivare, però c'è questa proposta spostato anche. Ieri, proprio venerdì, c'è stato il primo arrivo della Viking, che è una crociera abbastanza importante che sta facendo il giro del Mediterraneo a est, quindi Dubrovnik, parte da Chioggia, fa Dubrovnik in Jugoslavia, poi farà il Pireo e poi Rodi, eccetera, eccetera. E però ha fatto sbarco, va via domenica, quindi domani, e resta 36 ore a Chioggia. Valore aggiunto sicuramente, perché sono 1.000 passeggeri più l'equipaggio, eccetera, che si riversano a Chioggia. L'entusiasmo naturalmente del sindaco Armelao, stiamo parlando di Made in Polesine, però sicuramente questo qua sarà un indotto che porterà anche da noi. Porterà qualcosa anche da noi, sì, sicuramente. Se ci organizziamo, che effettivamente 1.000 persone che sbarcano nella città, magari si può inventare un tour anche nel nostro delta, e potrebbe essere le cose. Adesso vediamo quanto quando riusciranno i nostri tour operator, le nostre strutture di accoglienza, sfruttare questo ulteriore beneficio. In ogni caso io vedo Chioggia effettivamente sempre all'avanguardia, prima con la proposta di diventare città della cultura, e poi sul New York Times che parlano che Chioggia è una delle più belle città d'Italia, e questo e quest'altro e l'altro. Effettivamente a me, che piace molto andare a Chioggia, specialmente in primavera e in autunno, di domenica, vero, mi fa sì. più che altro piacere. Tra l'altro Chioggia, che se ne dica, siccome nel nostro immaginario, se vedete, ma è una città sporca, è una città molto pulita, molto più pulita di tante altre. Non facciamo nomi. Anzi, poi lancio una freccia anche a favore di Loreo. Sai che Loreo si dice Loreo? Loreo è una delle cittadine più belle in assoluto del Polesine, anche delle più pulite.
Amici di Loreo, adottatemi. È un po' ruffiano, però. Molto ruffiano. Però dai. Quando è che si vota Loreo? Prossimo anno? Il prossimo anno. È meglio mettersi avanti. Vabbè. Bene, dai, allora dopo questo ulteriore argomento concluso per il momento, ci risentiamo tra poco, dai. Ripartiamo? Ma sì, che ripartiamo con Medi Polesine di questa settimana. Abbiamo un altro titolo molto importante da sviluppare, visto che siamo proprio reduci da quello che è stato Election Day, le votazioni comunali, in modo particolare di Portoviro e Taglio di Po. Election Day con sorprese e conferme. Questo è il titolo. Allora, la prima sorpresa è che su 6 comuni che si votava nella provincia di Rovigo, 6 sono andati al centrodestra. Sì. I nostri 2 punti di riferimento, Taglio di Po e Portoviro, sono andati al centrodestra. E quindi la sorpresa fondamentalmente è che in 6 comuni che vincono tutti il centrodestra vuol dire che c'è qualcosa, c'è un nervo scoperto da una parte e dall'altra la gente ha bisogno un pochino contesta un pochino, anche se posso dire una cosa, secondo me a livello locale come il nostro, sì, come nei 6 comuni qua attorno che sono andati alle votazioni la scorsa settimana, si guarda molto di più alla persona fisica che non al partito o allo schieramento destra o sinistra. Secondo me c'è una valutazione che non può essere paragonabile non so, a livello regionale o a livello nazionale. Questa è la mia idea. Ma secondo me invece no, però questo qua sono idee. Sì, vabbè, certo, ognuno ha la sua opinione. Certo. In ogni caso i sindaci che si sono presentati sono espressione del centrodestra, quelli che hanno vinto. Certo. Questo è fuori dubbio. Questo è fuori dubbio. Allora, abbiamo detto sorprese e conferme. Fondamentalmente sorprese, forse Portoviro non si aspettava uno scarto così grande. Tutti quelli che ne capivano un pochino dicevano se la giocano sul filo del rasoio, invece c'è stato uno scarto abbastanza importante. Sì, si diceva ci sarà un 49-51, un 48. E invece 50, no, e invece, 56% da una parte, quindi sono quasi 20 punti di differenza. Eravamo abituati, c'era un pochino la sindrome di Portotolle, ha vinto per 5 voti. Esatto, quindi anche qua. Invece qua 800 voti da una parte a Portoviro e quasi 1000 voti, 900 rotti a Taglio di Po. Quindi decisamente sono state vittorie abbastanza nette e importanti. E che dire? Forse paga, io parlo a livello nazionale, naturalmente auguriamo sia a Leila Marangoni a Taglio di Po che alla Valeria Mantovan a Portoviro di fare al meglio, siamo sicuri che riusciranno. Tra l'altro tutte queste 2 nuove sindache hanno dimostrato di amare molto il loro paese e quindi penso che per un sindaco sia la cosa fondamentale. E quindi naturalmente gli facciamo gli auguri. Però secondo me dimostra innanzitutto un malessere che c'è a livello nazionale, la gente non si identifica più su quello che c'è a Roma, c'è questo governo un pochino porpurì, questo governo che è un pochino questo miscuglio sì, la Macedonia varia, la gente è stanca, poi effettivamente stanno chiedendo lacrime e sangue, adesso siamo in estate, va tutto bene, però in autunno si annuncia un autunno abbastanza impegnativo e caldo e quindi la gente ha voglia veramente un pochino di sicurezza e di certezze e che magari governi un pochino di sinistra non lo stanno dando. Ma questa è un'altra storia, chi siamo noi, e vogliamo in ogni caso fare gli auguri a tutti i sindaci della nostra provincia. Lavorate bene, sappiate che la gente vi controlla, sappiate che nei social non vi perdona niente e quindi meditate, gente, meditate. Quindi siete sotto osservazione, sono cazzi vostri. Adoperando un eufemismo. Bene, dai, esaurito anche questo argomento, ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo di oggi. Allora siamo pronti per concludere la puntata di oggi di Medi Polesine. Abbiamo a disposizione un altro argomento che andiamo subito a sviluppare. Questo titolo è molto importante perché dice ritorna Xagay in Piazza Almaty e abbiamo visto quello di martedì scorso, è stato veramente un gran successo. Allora, che dire, tanto è una bella iniziativa, è un'iniziativa importante per Portoviro, lo fanno
via Roma, il salotto buono di Donada, le località Donada, e naturalmente fa il paio anche con l'importante Adria Shopping, che forse è stata la prima iniziativa di questo tipo, e quindi la gente ha voglia veramente di muoversi. Vedi la gente che dopo 2 anni ha veramente voglia di riscoprire il piacere di andare di libertà, insomma, di libertà, essere, esatto. di essere fuori, di essere all'aperto. Questo è, secondo me, è la prima analisi da fare. Poi dopo a Donada è veramente, come si dice, è un successo spiegabile e inspiegabile. Proprio vedi il piacere della gente, perché non è che ci siano attrazioni particolari, c'è l'orchestrina che suona, c'è magari il DJ, però non c'è un'attrazione di quelle, sai, che resti a bocca aperta. Esattamente. È proprio il piacere, secondo me, di andare in bar, sedersi fuori, e questo è un pochino nello spirito dell'abitante di Portoviejo. Tu sai che sono di Taglio di Po, quindi questo mi costa dirlo e ammetterlo. Sì, c'è da dire comunque un'altra cosa, che arriva parecchia gente da fuori, cioè non è che siano tutti i portoveresi, quelli che vedi lì in piazza il martedì sera. Ci sono molte persone che arrivano da fuori, paesi limitrofi ovviamente, e poi c'è da dire anche un'altra cosa, c'è molta gente giovane, quello sì, giovane sì, però ci sono anche un po' noi anzianotti, sì, noi anzianotti che c'è veramente un bel miscuglio, c'è un bel assortimento anche di età. Quindi complimenti naturalmente, proloco alla nostra amica Ferro, complimenti a Portoviejo in generale, anche qua c'era il sindaco, nuova sindaco, che si è presa in 2 giorni due Sant'Antonini, e questo qua, quindi, questo qua sì. Vabbè. Niente, bravi. Portoviejo, città ecumenica che abbraccia tutto il Polesine, e secondo me Portoviejo, anzi, secondo me Adria è un po' gelosa di Portoviejo. Lo dico pianino, così non sente nessuno. Perché secondo me Adria, che è un po', se la tira un pochino, è convinta, di essere il centro del Delta, Portoviejo gli sta portando via un po' di punti. Vabbè, questa è una opinione, naturalmente. Ma che Ruffiano, lui non vuole tenersi buono, anche il sindaco di Adria. No, assolutamente non vogliamo discriminare assolutamente i nostri amici di Adria, come non vogliamo farlo con quelli di Taglio di Po e nei comuni, ma però una tendenza di questo tipo c'è, effettivamente, bisogna dirlo, insomma, i fatti parlano chiaro. Lui la prossima volta si presenta come sindaco, vedi come ha glissato, pezzone di ruffianone che sei. Ci risentiamo tra poco per i saluti finali. E allora siamo pronti per concludere la puntata di oggi di Made in Polesine. Anche oggi abbiamo avuto dei titoli molto importanti, molto interessanti, e soprattutto anche molto attuali, perché si parlava veramente dei fatti principali della settimana qui da noi in Polesine. Anche se abbiamo parlato un po' di Chioggia, insomma, che è un po' fuori, noi siamo cugini con Chioggia. Ecco, abbiamo anche parecchi amici. Tu ti senti più vicino, curiosità, ti senti più vicino a Chioggia o Rovigo? Come mentalità? A Chioggia, sicuramente anche sì. Vabbè, come mentalità io mi sento più chioggiotto. Sicuramente sì. Questo, ecco, tanto per dire. Sì, anche perché sinceramente io andrò 10 volte a Chioggia e una a Rovigo. Vabbè. Allora, a parte questa parentesi... Finisco. Sì. Se tu poi chiedi a uno di Bergantino, sei più vicino a Rovigo o Mantova? Ti dice Mantova. A uno a Occhiobello, sei più vicino a Rovigo o Ferrara? Dice Ferrara. Uno di Badia, sei più vicino a Verona o a Rovigo? Verona. Sembra che nessuno proprio voglia avere a che fare con Rovigo. Quelli di Adria, sei più vicino a Adria o Rovigo? Quelli di Adria dicono Adria. È una frecciatina. Sì. Perché povero Rovigo. Dai, ci sentiamo la prossima settimana, come sempre qui su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Il nostro classico countdown: 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.